il piano di pace. Il Corriere lo pubblica, ecco il piano di pace in 20 punti di Zelensky. Qual è la posizione di Mosca? Perché la centrale di Zaporia è il punto dolente e non soltanto quella. Zelensky nel piano garanzie di sicurezza USA per 15 anni prolungabili, pressing degli Stati Uniti, ma la svolta non c'è, resta il nodo Donbass, lo avete capito tutti quanti. Questa è l'apertura del Corriere, mentre Repubblica ci ricorda tutti i bonus in scadenza alla fine dell'anno, quali sono confermati nel 2026, quali salteranno. Ma prima ancora della questione russo-ucraina, la cronaca dal Molise, madre e figlia morte intossicate, 5 gli indagati, dai funghi al pesce, tutti sospetti sulla cena prima di Natale. Gli amici dicono: pensava a una gastrite, saremmo dovuti andare a una festa insieme, ma non la rivedremo più. Torneremo naturalmente su questa brutta notizia di cronaca. Abbiamo ascoltato Matteo Salvini, l'intervista che zitti zitti gli abbiamo fatto sabato scorso, l'altro giorno. Se ve la siete persa la troverete facilmente sul sito radiolibertà.net, ma anche in replica in altri momenti della giornata. Adesso invece ci colleghiamo con la musica indipendente. Sì, 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 non ho resistito e ho deciso di chiamarlo. Lo sentiamo almeno una volta alla settimana nella rassegna stampa, ci regala belle emozioni con il suo sassofono. Lui si chiama Luigi Zimmitti, arriva dalla Sicilia e tra poco lo avremo con noi.
E qui ci manca l'applauso finale, ma ci pensa Sammy Varin. Signori, un regalo che abbiamo voluto fare a tutti voi ascoltatori, un po' stufi della solita musica. Beh, lo sapete, se scegliete Radio Libertà, noi facciamo la differenza. E la facciamo molto spesso la differenza grazie al clarinettista e sassofonista Luigi Zimmiti. Ciao Luigi! Lo avevamo! Lo avevamo, ma lo abbiamo perso nel frattempo, anche perché la bellissima fotografia temporale che ci ha fatta in questa esecuzione durava più di 10 minuti. Lo andiamo a riprendere al volo. Clarinettista, sassofonista di formazione classica, Luigi Zimmiti oggi è un musicista poliedrico, capace di attraversare i generi con naturalezza. Passa dal jazz all'house, dal sound sinfonico al coinvolgente robo sax, e qui una cosa che ci spiegherà. Luigi Zimmiti ha vinto concorsi nazionali, internazionali, collabora con prestigiose orchestre e appare su palchi importanti e ad eventi esclusivi. Noi lo seguiamo da circa un anno con la sua musica, con le sue argomentazioni, ma soprattutto con un po' di invidia perché vorremmo averlo qui con noi, ma lui si trova in Sicilia. Eccolo qua, buongiorno Luigi. Buongiorno a tutti, buongiorno. È il nostro cruccio, Luigi, perché tu tutti questi concerti, tutti questi eventi prestigiosi, particolari, ma anche il matrimonio, il compleanno, li fai soprattutto in Sicilia, la tua terra, è vero? Sì, diciamo che mi muovo moltissimo qui in zona, vivo fino in Calabria, poi ci si sposta un po' in giro sulle varie richieste, però maggiormente è chiaro, il mio forte è in Sicily Island. Certo, e devo dire, non hai un attimo di tregua, posso dire anche questo, perché sei richiestissimo, è una moda voler fare il matrimonio o l'evento in modo un po' diverso. Il solito DJ con la solita musica ha stancato e diciamo si vuole fare la differenza. Luigi Zimmiti, come ti è venuta questa idea? Tu sei partito da una formazione classica del clarinetto, del sassofono, e poi hanno cominciato a venirti idee, e questo ti ha permesso anche di partecipare a eventi importanti, quello che abbiamo appena trasmesso, ad esempio il concerto con clarinetto e big band, vede una collaborazione importantissima che ti ha regalato e ha regalato emozioni pazzesche. Vuoi mettere sul tavolo un po' quelle che sono state le tappe della tua carriera musicale e soprattutto dove ti sta portando questa carriera? Perché a visitare la tua pagina Instagram cercate Luigi Zimmiti e trovate solo lui. Veramente non hai un attimo di riposo, è vero Luigi? Sì. Allora, diciamo che la mia formazione resta classica. Io sono un clarinettista che ha una lunghissima lista di concerti, recital col mio clarinetto. Io ho iniziato, avevo 11 anni e mezzo, quindi 2026 faremo 50 anni di musica. Wow! Quindi in questi 50 anni diciamo che ho fatto un po' tutto. Bellissima l'esperienza del Teatro Bellini, quasi 12 anni con contratti fattuari un po' insomma continui. Questi sì, nel tempo quello è l'esperienza più bella che abbia mai fatto, perché suonare dal clarinetto al sassofono dentro una stagione sinfonica e operistica, soprattutto in un teatro come il Teatro Massimo Bellini di Catania, tu insomma capisci che la responsabilità è tanta. Ma nel tempo avevo bisogno di qualcosa che io sono
tra virgolette, un'anima in pena dannata, non sono mai insomma contento, quindi faccio sempre un passo avanti rispetto a dove insomma sono qui, ma penso lì, poi faccio quello. E niente, quasi 21 anni fa avevo bisogno di avere più energia, già avevo una lunghissima presa con concerti e recital nei teatri, associazioni, con il cainetto, in duo col pianoforte, in trio, ho anche un quintetto originale di argentino dove sia suono che il cainetto che anche sax, però avevo bisogno di qualcosa che mi scuote. E quindi che cosa faccio? Parto a Ibiza. Quindi da lì, quindi parto a Ibiza, vedo che cosa c'era a Ibiza, e da lì mi sono accorto che c'è un mondo legato al sassofono, c'è un mondo legato a quello che è house music, che non è il famoso bunza bunza, ma all'interno del bunza bunza ci sono degli ingranaggi anche qui, tra virgolette, complessi da capire, rispettare, e diciamo che non è musica scontata se tu pensi di farla bene. Io, da quello che sono la sezione classica, quindi l'ho subito insomma percepito questa cosa, e poi nel tempo l'abbiamo anche sviluppata con amici, colleghi, aiutanti, perché non si arriva a tanto da solo, si arriva chiedendo umiltà assoluta, perché anche lì ci sono delle regole, e oggi faccio quello che tu vedi sui miei social, resto sempre attaccato a quello che è nel mondo della musica classica, ma resto ancora vivo in quelli che sono gli appuntamenti notturni, con movida notturna, eventi notturni, eventi wedding, che sono quelli lì dove insomma vengo più richiesto in questo momento, perché dove c'è più richiesta, è chiaro. E poi anche qui avrei potuto scegliere di fare il sassofonista classico. Io invece anche qui ho portato avanti l'idea di un performer, anche se poi tutti copiano sta parola performer. Il performer non è suonare solo un sassofono, il performer è colui che dentro questa bolla del sax riesce a dare più colori, più linee, più input, creandosi anche dei personaggi, e dentro questi personaggi creare gli effetti dello spettacolo, perché quando tu suoni in uno spettacolo o in un evento devi essere lo spettacolo dentro lo spettacolo, o l'evento dentro l'evento. È facile avere un sassofonista, siamo insomma in tanti. Io cerco di dare il plus, che non si parla più di essere bravi oppure non bravi, anche perché oggi siamo tantissimi musicisti in giro. Bisogna dare sempre quel tocco più originale, certo, in assoluto. E quindi poi da lì, come vedi RoboSax, oppure il sax pieno di Swarovski originali, oppure il Sicily Sax, quello tutto quello colorato a mano, o il LED sax con i LED, e quindi durante le performance ti alterni dando l'apporto musicale come sassofonista, ma dando la possibilità agli ascoltatori, in questo caso gli ospiti che tu incontri all'interno degli eventi, e muovendo anche la line visiva, no? È minimo. Poi... Cioè, in poche parole, il tuo sax diventa vivo, trasmette, oltre alle emozioni musicali, emozioni sceniche, fuochi artificiali. Il RoboSax, ad esempio, che cos'è in particolare? Spiegacelo un attimo. Allora, il RoboSax è un personaggio che
con una tuta a LED, poi potenziata chiaramente con delle centraline, perché io ho dei miei amici che mi aiutano, da Fabrizio, Salvo, Mauro, Paolo, sono tutta gente che sta attorno a me e che giornalmente ci telefoniamo per salutarci. Ma poi all'interno di quello, ma hai visto questa centralina, hai visto quello? Quindi è stata potenziata, e poi fino a quando diventare è tutta una tuta, la parte alta tutta a LED, non messi a caso, ma hanno un senso, hanno un senso logico, perché parliamo di spettacolo, di show. Il performer non è uno che suona il sax, quello è un sassofonista. Show anche musicale, quello è un sassofonista, ma lo show, il performer, quando dentro muovi con un'idea già studiata, allora quello diventa bella. Allora, parte alta, parte bassa, giochi in RGB, nella parte destra, parte sinistra, sopra, sotto, e poi anche lì si va a settare la centralina, che ti dà la possibilità, insieme al sax, di essere spettacolare, perché la gente, che quando esci deve essere un wow. Bravo, Se no, bravo. wow. Bravo, l'effetto wow, signori, il sassofono non basta più, perché la gente vuole sempre di più, e negli eventi dove suona Luigi Zimmiti il divertimento è completo, lo spettacolo è completo, tanto che, perdona Luigi, io non sono qui a pubblicizzarti, però ti vedrai bene anche su palchi televisivi, per fare un approccio anche col pubblico televisivo. Adesso io penso a Sanremo esagerando, però uno spettacolo come il tuo, magico, allegro, con delle sorprese proprio che accadono quando meno te l'aspetti, secondo me sarebbe veramente da proporre anche a un pubblico TV. Quindi l'appello io lo faccio, visto che ci ascolta anche molta politica, e cerchiamo anche di allargarci ad altri generi, e ci sono personaggi che si guadagnano il pane girando ogni sera i territori, partecipando a feste, sagre, eventi come Luigi Zimmiti, e vanno valorizzati a livello nazionale, signore e signori. Intanto, Luigi, per salutarci, cosa hai da ricordare ai nostri ascoltatori? In questi prossimi giorni c'è qualche evento a ingresso che non sia appunto feste private, eccetera, perché sono private e non ci possiamo venire? Questo è un periodo di concerti, non è pochissimi eventi privati, ma questo momento dell'avvento, quindi sono concerti di natura classica, natalizia, che ho un bellissimo trio con una cantante lirica, pop lirica, e con un pianista molto duttile e versatile, e che in trio facciamo questi concerti nelle chiese, ma con il mio Candlelight, perché sto sponsorizzando questo grande evento, che è un viaggio con il Candlelight, nelle chiese diventa veramente bello, e dove facciamo da quella che è la musica natalizia oppure alla musica classica, piuttosto che con Morricone, passiamo da Zimmer, insomma è un mix di emozioni in questo viaggio, con questa nostra zattera piccolina, che iniziamo con il famoso Luce delle Stelle o White Christmas o Silent Night, e poi man mano arriviamo fino ad un coinvolgimento del pubblico, perché deve essere così, non tenere mai lontano il pubblico, tenere sempre vicino, a portata di mano, far capire anche al pubblico che sei lì non per essere osannato, ma per essere ascoltato, perché la musica è un messaggio. Ricordiamoci che la musica è un messaggio che parte dal cuore e arriva ad un altro cuore, anima a anima, colori colori, sentimenti sentimenti. E se tu riesci a fare questo durante i concerti o evento che sia, la gente
ti segue, che non sono i follower, la gente ti segue in quello che è il messaggio, perché la musica è un messaggio, prima che è un lavoro, prima che diventi quello insomma che tutti sogniamo di fare, è il messaggio. Vero. E per fare il messaggio devi progettarlo bene e devi prepararti a casa. Non basta prendere il sax e suonare davanti alla gente, studiarlo, capirlo, fare bene tutto. E non parlo di note, ma il messaggio deve essere chiaro, poche note, ma devono arrivare dritte al cuore. Capite? E questo è quello che io faccio, quello insomma che faccio. Capite Luigi Zimmiti come prende bene la mira con attenzione, con professionalità per colpire chi è lì ad ascoltarlo, per lasciare un segno positivo e perché no, un desiderio magari di invitarlo ad altri eventi. Luigi Zimmiti lo trovate facilmente su Instagram, ma su tutti i social, su YouTube trovate una produzione sterminata, musicale e di spettacolo, vi fate un'idea di cosa sa combinare. Luigi, posso dirti soltanto non finisce qui, l'anno nuovo che è alle porte sicuramente porterà tante novità, ma a noi di Radio Libertà porterà ancora la tua musica, il tuo spettacolo. Ti ringrazio di questa tua di tutto, grazie di tutto. Vorrei solo dire che chi vorrebbe ascoltare può andare su Spotify oppure su YouTube oppure su iTunes oppure su tantissimi store digitali dove si possono ascoltare le anteprime, e per chi vorrebbe avere a casa un piccolo cofanetto di musica natalizia, tantissimi anni fa in una scommessa con 4 amici abbiamo fatto un disco con le zampogne, perché ho fatto anche questa esperienza, oltre a quello del liscio, del jazz e di altro. Zampogne natalizie che siamo io con altri 3 amici professionisti, di cui siamo tutti clarinettisti e un oboista. Abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo preso queste zampogne, per un anno le abbiamo studiate, abbiamo fatto un disco e poi abbiamo lasciato tutto. È stata una esperienza bellissima che ci ha arricchito molto, anche lì un mondo a parte. Per ogni strumento c'è un mondo, mia madre mi diceva per ogni testa c'è un tribunale, no? È vero così. E anche qui, per ogni strumento c'è un mondo, ci sono tantissimi colori. Scegliere un colore piuttosto che un altro è difficile, ma bisogna tentare, bisogna mettersi su e giocare sull'idea di quella che è la musica. È minimo, e cercate allora Luigi Zimmiti, scoprite il suo mondo musicale e di spettacolo. Grazie. Luigi, buon anno, grazie. A presto, ciao. Grazie Samu, un bacio, grazie a tutti, buon Natale a tutti, buon anno a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano, da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro, con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.it.
www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà, sono Maisa Bucci, volevo augurarvi buon anno! Voglio farvi ascoltare il mio quarto brano in uscita che si chiama Cose solo nostre. Ci sono delle cose, e sai bene di cosa parliamo, che rimangono solo tra due persone. È come un filo invisibile, sottile, nessuno può spezzarlo e tagliarlo e farlo in mille pezzi. Assolutamente no. Non si può interferire nel ricordo che c'è tra di essi. In questa canzone c'è consapevolezza del cambiamento di un rapporto amoroso che ormai non è andato bene. Buon ascolto e ancora un saluto da Radio Libertà. Ciao! Mi è caduto il mondo addosso, non ci posso credere. Siamo fuori tempo, o è un passatempo, sempre un tormento, bloccati nel cemento, senza via d'uscita. Un labirinto di sfiga. Una partita non l'abbiamo vinta, è stata scritta a male a matita. Volevo finire le cose per bene, sono affogata, sono nel mio bere, obbligata a pagare le pene a mie spese, ma perché? Non lo so, ce l'hai con me. Cose solo nostre, mi mancano tante cose, i brividi sulla schiena, la sera dicevi sei pazzesca, perderò quella perfetta, ma tra le mani solo una certezza, una lacrima senza sale, un dolore cane. Un giorno sognavo Parigi con te, un giorno capivo di non fa per te, un giorno volevo di più, ho cancellato il tuo numero e molto di più, e tu, ancora tu, sempre solo tu, stupide foto trovate in giro, prima le guardo poi faccio casino, ma quale amico, hai sempre solo mentito, quello sbagliato ho capito sei tu, nella classifica del mai più. Tutto chiaro da un po', io non ci sto, come dimentico. Cose solo nostre, mi mancano tante cose, i brividi sulla schiena, la sera dicevi sei pazzesca, perderò quella perfetta, ma tra le mani solo una certezza, una lacrima senza sale, un dolore cane. Cose solo nostre, mi mancano tante cose. Siete rimasti signori? È un pezzo tosto, un po' arrabbiato, ma soprattutto è la quarta canzone che incide la giovane Maisa Bucci, Maisa con la Y, Cose solo nostre, di questa cantautrice napoletana classe 99 che si è fatta conoscere dal grande pubblico con dirette canterine su TikTok, ma pure a casa Sanremo. Noi la seguiamo da Napoli, Maisa Bucci, Cose solo nostre, singolo numero 4 appena uscito. Sono le 11:42, fammi leggere qualche whatsappino ragazzi, perché vi vedo sempre belli tosti. Per Capodanno Salah con l'H lascia ancora in Maranza la piazza del Duomo, perché non organizzare un concerto o qualcosa che la occupi in modo civile? Sono terrorizzata al pensiero dei danni che provocheranno. Vero Lisa? Il problema è che poi arrivano sempre tardi queste notizie, vedrete, le prime ore no, non è successo niente, i primi giorni non è successo niente, poi aspettano che purtroppo qualcuna
con la A finale abbia il coraggio di dire cosa gli è successo. Noi naturalmente facciamo gli scongiuri e speriamo proprio di no. Ciao Sammy, ieri ho letto che i consiglieri di Fratelli d'Italia al Comune di Milano non sono d'accordo sulle primarie anche nel centrodestra per individuare il candidato alle prossime elezioni. Non vogliono coinvolgere il popolo, ma preferiscono che venga designato da Roma. Allora è vero, Fratelli d'Italia è centrista e romanocentrico, così si rischierà di non trovare un candidato fino alla settimana prima delle elezioni o trovare un politico sconosciuto ai più che perderà rovinosamente, mentre la sinistra ha già candidati come la Schiavuzzo, forse un nome del genere, e comunque io non la conosco e guarda caso mi sa che non la conoscete neanche voi. Sì, sarebbe bello fare delle primarie, sarebbe bello comunque che Milano fosse rappresentata da qualcuno di polso. Avete qualche nome? Lo so benissimo che ce lo avete. Perché l'eroe Zelensky non vende o ipoteca per aiutare il suo popolo ucraino la sua villa di Forte dei Marmi? Localizzazione Vittoria Puana, frazione di Forte dei Marmi in Versilia, acquistata tra il 2014 e 2015 da una società italiana collegata a una cipriota riconducibile alla famiglia di Zelensky, circa 3,84 milioni di euro. Non è stata usata personalmente da Zelensky, ma è stata gestita per locazioni turistiche. Sì, come vedi, mica soltanto i soldi della Russia sono qua, è vero. Battista, Matteo Salvini, sempre un grande politico e uomo. Abbiamo sentito prima la sua intervista su Radio Libertà, la replicheremo ancora perché è una fotografia importante dell'attualità. Intanto però, sono le 11:45, in ritardissimo oggi, tutto in ritardo, qualunque cosa in ritardo, sì! Ci sono i bacchettoni di informazione cattolica. Ogni lunedì intorno a quest'ora facciamo il punto della situazione notizie collegandoci con il direttore del sito informazionecattolica.it. Ve lo passo, si chiama Matteo Orlando. Buongiorno Sammy e buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con 2 articoli che abbiamo pubblicato sul nostro primo sito, vale a dire informazionecattolica.it, e 2 articoli sul nostro secondo sito, vale a dire infobreac.it. Cominciamo da Informazione Cattolica. Abbiamo dedicato l'editoriale alla morte dell'attrice Brigitte Bardot, un editoriale dal titolo Ribellione e libertà non cristiane. Abbiamo sottolineato il fatto che Brigitte Bardot si è espressa a favore dell'aborto, un principio sicuramente non cristiano, come anche su alcune tematiche che riguardano il femminismo. Per quanto riguarda le sue dichiarazioni sulla omosessualità, sono state ambigue, partendo da una iniziale posizione più vicina alla Chiesa Cattolica, della contrarietà alla pratica omosessuale, a posizioni invece un po' più aperte, allontanandosi dalla posizione cattolica e avvicinandosi, diciamo, al mainstream. Dal punto di vista della carriera cinematografica e della vita pubblica, stendiamo un velo pietoso su quella che è stata la sua vita scandalosa. Riportiamo anche le sue affermazioni, queste sì interessanti, sul nodo cruciale dell'Islam, perché Bardot ha parlato più volte della minaccia che la crescente immigrazione musulmana rappresenta per la cultura francese, criticando apertamente il velo islamico e accusando l'Islam di compromettere i valori francesi, in particolare quello della laicità. Un'altra tematica che abbiamo approfondito riguarda la sua lotta per la protezione degli animali, che abbiamo giudicato in maniera negativa, non perché non sia una buona iniziativa, ma perché sostanzialmente metteva gli animali quasi quasi al di sopra degli esseri umani e della dignità umana che va accordata ad ogni persona. Quindi questo eccesso di attivismo per noi è una forma di idolatria nei confronti degli animali e invece bisognerebbe riconoscere prima di tutto la dignità della persona, a partire dall'aborto e quindi dal bambino che viene abortito.
Un altro articolo su Informazione Cattolica che abbiamo pubblicato stamattina è un articolo dedicato alla realtà geopolitica internazionale ed in particolare a quello che accade tra Russia e Ucraina. In un editoriale dal titolo Ucraina, la realtà che i media occidentali non vogliono mostrare, quindi Ucraina, la realtà che i media occidentali non vogliono mostrare, Matteo Castagna ci ricorda che trovando informazioni sui siti o sulle televisioni adeguate, superiamo la propaganda dell'Eurozona. Sì, perché qui in Italia tutto viene filtrato, tutto viene raccontato secondo quello che è un racconto pro NATO e pro Unione Europea, mentre servirebbe approfondire veramente con fonti il più possibile neutre per capire che il divario sul campo di battaglia è veramente difficile da ignorare e non ci sono dubbi sul fatto che la Russia abbia vinto la guerra. E questo è stato ripetuto più volte dai russi, ma naturalmente è stato negato qui in Occidente, ma chi conosce i fatti internazionali, chi osserva gli schieramenti in campo e analizza i vari combattimenti che sono stati portati avanti in questi anni e comprende la realtà attuale, non può far altro che sostenere proprio questa posizione, vale a dire il fatto che l'Ucraina ha perso e quindi servirebbe quanto prima arrivare a un accordo di pace per evitare ulteriori sofferenze al martoriato popolo ucraino, come più volte ha chiesto Sua Santità Papa Leone XIV e prima di lui Papa Francesco. Ricordando anche un'ulteriore frase di Papa Francesco, che è quella che è stata censurata dai media occidentali, vale a dire che la NATO ha abbaiato alle porte della Russia. Quella frase che è costata tanto, oltre che a Papa Francesco, anche a chi ha osato ripeterla. Su Informazione Cattolica, prima di citarvi gli altri due articoli che vi dicevamo di InfoBreak, abbiamo pubblicato una riflessione di Vincenzo Silvestrelli, sempre legata alla geopolitica e al conflitto tra Russia e Ucraina, una riflessione dal titolo Propaganda UE, il ridicolo del tragico. E sostanzialmente è partito online un sistema di, diciamo, raccolta di voti per vedere quale sarà la balla dell'anno sulla Russia. Sì, perché di balle ne sono state dette tante. Vi ricordate che tantissime riguardavano la salute di Putin, prossima alla morte già all'inizio del conflitto, o non so se vi ricordate altre balle riguardo al sistema di armamento dei russi, che faceva acqua da tutte le parti, oppure altre balle sugli attacchi nucleari russi, o ancora sulla cultura e le tradizioni russe, eccetera, eccetera. Tutta una serie di falsità diffuse qui in Occidente che adesso sono messe al voto per vedere chi dirà la balla più grossa. Ecco, andando invece a infobreak.it, abbiamo pubblicato stamane due articoli di un certo interesse. Uno riguarda sicuramente quanto è accaduto a Genova, vale a dire la vicenda Nun. Abbiamo dedicato questo lungo editoriale a questa vicenda con delle riflessioni che vi invitiamo assolutamente a leggere. Il titolo dell'articolo che trovate su Infobreak è Palestinesi in Italia a Nun, alcune inquietanti riflessioni. È molto dettagliato, interessante, vi invitiamo a approfondirlo su infobreak.it. Naturalmente lasciamo spazio al garantismo, perché non si può essere garantisti a corrente alternata. Parliamo al condizionale, ma i fatti ci sembrano molto chiari. Ecco, un secondo articolo stamane su infobreak.it è dedicato a un personaggio che ha arricchito la società cilena con la sua elezione e che potremmo imitare in Italia.
E infatti abbiamo intitolato il titolo "Anche in Italia servirebbe un José Antonio Cast". Infatti in questo articolo analizziamo i valori del nuovo presidente del Cile, un uomo che ha fatto della difesa dei valori tradizionali una delle colonne portanti della sua carriera politica. E infatti è un politico che senza peli sulla lingua e senza paura difende la vita dal concepimento fino alla morte naturale, e quindi tutto quello che significa, vale a dire contrarietà all'aborto e alla eutanasia in primis, ma anche è molto attento alla educazione dei bambini e alla famiglia come luogo di formazione per le generazioni future, è anche contrario a determinate ideologie, come per esempio l'individualismo oppure il femminismo o tutte quelle ideologie che erodono i legami familiari, a cominciare dalla ideologia gender, e tutta un'altra serie di valori che vi invitiamo ad approfondire, tutti i valori che vengono purtroppo, disvalori che vengono portati avanti dalla sinistra e che Cast invece respinge al mittente. Carissimo Semmi, poi altri articoli che abbiamo avuto modo di pubblicare in questi giorni sono legati a fatti accaduti sia in Italia che all'estero. In particolare Angelica La Rosa ci ha fatto riflettere su un fatto che è accaduto sia in Italia che nel resto del mondo, naturalmente, vale a dire il Covid, il periodo Covid della panicodemia o pandemenza, come è stata soprannominata dal professor Sergio Caldarella. Allora, in questo articolo Angelica La Rosa ci fa riflettere su quanto accaduto e ci dice nel titolo del suo articolo: vaccini anti-Covid, chi li contestava aveva ragione. Questo perché stanno emergendo anche nella commissione bicamerale d'inchiesta, stanno emergendo tante cose che veramente fanno rabbrividire. Vi ricordate quel 27 dicembre 2020, quando si è cominciato a diffondere ufficialmente il tempo delle vaccinazioni anti-Covid con quei sieri igienici sperimentali ad mRNA? Ecco, partendo da quella data abbiamo fatto una breve riflessione parlando di questo piano oscuro, di questa tecnologia sperimentata sulle masse sotto il falso pretesto della salute pubblica, e tutta un'altra serie di riflessioni e danni purtroppo anche mortali che hanno vissuto alcune persone. Ecco, carissimo Semmi, un altro articolo che vogliamo citare prima di concludere un po' questa nostra brevissima stavolta rassegna stampa in quanto a numero di articoli, è un articolo che abbiamo pubblicato il 28 di dicembre con il titolo "Condannare il comunismo, un dovere morale verso la verità e l'umanità". Lo abbiamo pubblicato sul nostro secondo sito infobreak.it e abbiamo dedicato questo articolo in particolare al testo Arcipelago Gulag di Alexander Solzhenitsyn, che proprio il 28 dicembre, ma dell'anno 1973, pubblicava questo testo che invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Libertà a leggere, perché da questo libro di Solzhenitsyn si comprendono tutti i crimini che sono stati compiuti in Unione Sovietica dai comunisti, e da lì si può partire anche per allargare il campo e capire quali siano stati i danni del comunismo ovunque si è imposto, dalla Cina di Mao alla Cambogia di Pol Pot, al Vietnam dei campi di rieducazione, al Laos, alla Corea del Nord, a Cuba e dove volete voi. Il marxismo-leninismo ha instaurato dittature, ha confiscato beni, ha oppresso gli oppositori fino ad ucciderli e ha trascinato interi popoli nella miseria. Ecco, carissimo Semmi, con questo articolo vi salutiamo, vi auguriamo una buona settimana, l'ultima di questo 2025, vi auguriamo anche buon 2026 e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Carissimo Semmi, tanti auguri anche a te e a tutta la redazione di Radio Libertà.
Grazie. Matteo Orlando, direttore del sito informazionecattolica.it, che trovate su internet ma anche semplicemente su Facebook. Basta scrivere Informazione Cattolica. Signori, sì, sto per andarmene anche io, non prima purtroppo dobbiamo andare nella brutta cronaca. Tutti i siti si sono aggiornati con questa notizia da Milano. Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano, semisvestita e senza documenti. Al momento non si esclude l'omicidio. La vittima, dell'età apparente di 25 e 30 anni, è stata trovata a terra nel cortile di un palazzo in via Paruta. Analizzati i filmati delle telecamere. Avremo modo certo di riprendere questa brutta notizia. Intanto io naturalmente me ne vado ricordandovi che tra poco arriva la belva civile del nostro parlamentare Ottaviani e poi via via tutta la programmazione di Radio Libertà. Per quanto mi concerne, un grazie a Simone Due che è venuto in mio soccorso, ma è una minaccia. Ci risentiamo domattina alle 7:30. Avete ascoltato